Cari amici, buona giornata, buon 30 aprile, sabato 30 aprile, l'ultimo giorno di questo mese. Anche oggi ci raggiunge un brano di Vangelo da cui ispirarci per una vita serena, una vita autentica, una vita secondo la proposta che viene da Gesù. Invochiamo innanzitutto il dono dello Spirito, dicendo così: O Spirito Santo, vieni ad abitare in me. Donami la tua presenza, perché purifichi il mio cuore da ogni egoismo e chiusura e mi renda coraggioso e trasparente nel testimoniare la bellezza della fede. Infondimi la tua gioia divina, che mi libera da nocive tristezze e da profonde malinconie. Colmami della tua pace, che sconfigge le mie guerre interiori, i miei assillanti tormenti, le mie deleterie paure. Vieni, o Spirito Santo, portatore di vita e di pace. Amen. Leggiamo sempre il Vangelo di Giovanni. Oggi al capitolo 6, i versetti dal 16 al 21. È un brano di passaggio e vedremo perché. Venuta la sera, i discepoli di Gesù scesero al mare, salirono sulla barca e si avviarono verso l'altra riva del mare in direzione di Cafarnao. Era ormai buio e Gesù non li aveva ancora raggiunti. Il mare era agitato perché soffiava un forte vento. Dopo aver remato per circa 3 o 4 miglia, videro Gesù che camminava sul mare e si avvicinava alla barca ed ebbero paura. Ma egli disse loro: sono io, non abbiate paura. Allora vollero prenderlo sulla barca e subito la barca toccò la riva alla quale erano diretti. Ecco, questo brano molto originale, molto particolare, si inserisce in quel racconto della moltiplicazione dei pani. Gesù aveva dato il pane e il pesce a una folla grande e poi, siccome aveva visto che la gente voleva prenderlo per acclamarlo re, ha cercato di sfuggire a questa presa e si era ritirato sul monte a pregare. Nel frattempo i discepoli concludono le pratiche di allontanamento della gente e si apprestano a prendere la barca per fare ritorno all'altra riva a Cafarnao. Quindi Gesù non è con loro in barca, è ancora sul monte in preghiera ed è durante la traversata del mare che Gesù si avvicina a loro. Però si avvicina in un momento di fatica, di paura, di sconforto, è buio. C'è il vento, il mare comincia ad agitarsi, è burrasca e sono presi da vera e propria paura. E Gesù viene loro incontro alla loro situazione di fatica e di paura. Però lo prendono come un fantasma e lui li rassicura, dice: no, non sono un fantasma, sono proprio io. Rassicurati da questa parola, lo prendono con loro in barca e subito la barca raggiunge l'altra riva. E al di là dei particolari di questo racconto è significativo il senso profondo, perché ogni brano nel Vangelo di Giovanni ha un senso profondo. Ora, il senso profondo è anche questo. È facile passare
dall'entusiasmo di essere un gruppo guidato da Gesù che moltiplica i pani, a un gruppo senza di lui smarrito in mezzo al mare. È facile passare dal successo all'insuccesso, da un momento in cui le cose vanno a gonfie vele al momento in cui il mare imburrasca. Eppure Gesù vuole essere con noi nell'uno e nell'altro dei due momenti, nel momento del successo e anche nel momento della fatica, della paura, dell'insuccesso. Lui vuole essere con noi nell'ora in cui tutte le cose vanno bene, ma anche nell'ora in cui le cose non vanno per il verso giusto, secondo noi. E difatti si avvicina ai suoi che erano in fatica. Vuole però che i suoi lo invitino ad andare da lui. Gesù va quando i suoi, gli amici, lo prendono, lo vogliono prendere con loro in barca. Il senso di queste parole è chiaro. Occorre volere Gesù nella barca della nostra vita, quando la barca della nostra vita affronta situazioni difficili, affronta un mare in tempesta. Anche allora Gesù va cercato come colui che è compagno di viaggio nella fatica. Ecco, mi sembra che il senso profondo di questo piccolo brano, che è di collegamento, perché ciò che segue è il discorso di Gesù sul pane di vita, quel discorso in cui Gesù si presenterà come pane di vita, ma sarà l'oggetto dell'attenzione dei Vangeli della prossima settimana. Per ora Gesù, dopo aver dato il pane alla folla, vuole presentarsi come presenza e sostegno alla fatica dei suoi amici, dei suoi discepoli. Se noi stiamo vivendo momenti di fatica, abbiamo sulla base di questo Vangelo la certezza che Gesù vuole abitare, stare con noi anche nella nostra fatica. Ci salutiamo allora, sempre chiudendo la settimana con la benedizione del Signore. Il Signore sia sopra di te per proteggerti, davanti a te per guidarti, dietro di te per custodirti, accanto a te per accompagnarti, dentro di te per benedirti. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. E arrivederci.